Una frenata e un colpo, basta. Racconta così quei drammatici istanti questo signore, che abita a pochi passi dal luogo dell'ennesima tragedia della strada, ai confini tra i comuni di Spresiano e Nervesa della Battaglia. La luce del giorno mostra sull'asfalto i segni di quanto accaduto, sul ciglio della strada frammenti di vetri e carrozzerie. Il dramma è intorno alle 23:30, quando una Golf condotta da un 55enne di Carbonera che viaggia in direzione Conegliano e una Fiat Punto proveniente dal senso opposto con a bordo un 44enne residente a Nervesa si scontrano frontalmente. L'impatto è violentissimo, la Punto finisce fuori strada e si ribalta. Edward Sciacca, al volante dell'utilitaria, muore praticamente sul colpo a causa delle lesioni riportate. Immediata l'intervento del SUEM, ma i sanitari non possono fare altro che constatare il decesso del 44enne. Ferito, ma non in modo grave, il conducente dell'altra vettura. Sul posto per i rilievi carabinieri impegnati ora a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sono ancora al vaglio chiaramente i comportamenti che hanno poi portato a questo evento tragico. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autovettura condotta dal 53enne abbia invaso la corsia apposta e che quindi abbia poi causato lo scontro frontale da cui il 44enne albanese è uscito in fin di vita. Edward Sciacca, originario dell'Albania ma in Italia da molti anni, papà di una bambina, lavorava nell'installazione di serramenti, infissi e coperture. Fino a qualche anno fa viveva in via Anasso, a Nervesa della Battaglia, dove lo ricordano quando usciva di casa per andare al lavoro, una persona cordiale ma molto riservata.